Esplode il movimento separatista, miscuglio di interessi e fazioni. Soprattutto l'insofferenza popolare verso lo Stato italiano vessatore, inefficiente e burocratico. Si chiede un plebiscito per staccare la Sicilia dall'Italia. A Catania, l'ala sinistra del separatismo è guidata da Antonio Canepa, un rivoluzionario autentico. Buonasera. Non c'è più tempo da perdere. Queste sono le istruzioni e questi i vostri documenti falsi. Tu a Bronte. Tu a Troine. Ci sono 2 depositi d'armi. Tu a Piazza Armerina. Tu a Leonforte, qui abbiamo i mortai. A Ganci ci sono 40 fucili americani. Caro Vizzini, la situazione è diventata difficile. A Palermo, i baroni proprietari della terra rappresentano con la mafia l'ala destra del separatismo. Il capo mafia di Partinico, Santo Fleres, prende i primi contatti col bandito Giuliano. Saluta Bossia. Giuliano, come restando che sto santo te apparteneva. Se rispetta. Bossia parla. Torino, è venuto l'ora che c'è bisogno di te. Amonine. Caso. 18 giugno 45. Antonio Canepa, vicino a scatenare l'insurrezione armata, sta tornando a Catania dopo aver estorto denaro ad un ricco feudatario. Canepa, siamo al bivio. Che faccio? Ti ghiacciata più lunga? No, abbiamo premura. Vai per la solita. Stavolta è pericoloso. Pericolo o non pericolo, tu fa la solita strada. Va bene. Una luce. C'è qualcuno alla curva. Sì, ci sono i carabinieri. Ah! Non ti fermare! Ah! Fermo! Ah, fermo! Dai avanti, accelera. E avete colpito? Inseguiamo. Qualche cosa! Rispondete! Canepa! Chiama il randazzo! Canepa, mi senti? Ma che sto orario che seppelleri i morti? Io stavo dormendo tanto pacifico. E poi 4 morti. Ma una lei mettere? Ma insomma, se può sapere una lama posare. Cazzo. Mettete le carte. Speggiamo. Avanti, certificato di morte. Che cosa pure i certificati volete? Sono ordine superiore questo. Una vita certificato di morte. Allora niente da fare. Ste morti non li voglio. Ma che è tutto sto scandalo? Vi ordino di seppellirle subito. Come faccio? È irregolare. Come fate a seppellire 4 morti di notte? Oh, lo volete capire che queste bare devono scomparire subito, altrimenti perdete il posto. E va bene. Però voglio vedere prima i morti, e voglio capacitare se ci sono veramente. Ma chi sto Canepa è? Madonna Santissima, Cristo vivo è.
A Randazzo erano morte tutte a quattro. Randazzo. E perché non li seppelliva una Randazzo allora poteva venire qua a Giarra? E che volete mia? Questa è un'azione speciale, io ordine seguo. A monete, speciamo. Il morto vivo si chiama Nando Romano ed è così poco morto che si arruola nella regione straniera. Ma l'uccisione di Canepa, voluta dall'alto e frutto di intrighi, allontana il pericolo di una vera insurrezione separatista. Ora la destra